Abbiamo trovato dei ragazzi che facevano i tuffi nella zona di Silea dal muraglione dei vecchi silos abbandonati. Non solo il Piave, anche nel Sile ci sono ragazzi che si tuffano senza considerare la pericolosità del fiume, ricco in questo caso di alghe che possono intralciare il ritorno in superficie. Lo spunto arriva dalla FIPSAS, la Federazione Italiana Pesca Sportiva, una delle associazioni ittico-venatorie a cui la provincia ha chiesto di collaborare alla campagna di sensibilizzazione sui rischi del Piave dopo l'annegamento il 18 giugno a Fagarè di un 21enne e quello di una bambina di 9 anni 10 giorni dopo a Pederobba. Ma anche dopo il tragico incidente occorso a metà luglio a Lentiai nel Bellunese a una quindicenne rimasta schiacciata da un masso. I fiumi non sono balneabili, la norma è chiara, ma Ferragosto è alle porte, come pure il caldo intenso, e ogni contributo può essere prezioso per evitare nuovi drammi. Di avere queste risorse che pattugliano, fra virgolette, il Piave e che passino un messaggio di sensibilizzazione ci sembra essere un veicolo da poter sfruttare. Dopo gli input lanciati dalla prefettura, cartellonistica, kit salvavita, un altro tassello per mettere in guardia la popolazione dai rischi del fiume. A questo scopo è stato realizzato anche un video in italiano e inglese diffuso innanzitutto via social. Le 3 associazioni coinvolte sono pronte a mettere in campo in totale oltre 200 operatori sotto il coordinamento delle guardie provinciali. Un primo incontro per pianificare come organizzare questa forma di controllo è previsto nelle prossime ore. I volontari non avranno potere sanzionatorio, di contro dovranno essere pronti a gestire eventuali reazioni scomposte dei bagnanti. Facciamo dei corsi di aggiornamento con la nostra vigilanza e tutti quanti devono comportarsi in un determinato modo. Hanno una divisa e sono dei pubblici ufficiali. Di conseguenza si comportano in un modo, loro parlano e basta, non intervengono. Attualmente giriamo e poi chiamiamo chi di dovere. Le associazioni hanno chiesto infine anche del materiale informativo multilingue da distribuire a chi frequenta il Piave. Non c'è conoscenza del Piave perché magari ci sono anche altre realtà al di fuori dei trevigiani che non conoscono le problematiche e le difficoltà che ha il Piave nei confronti delle persone che magari o poco capaci di nuotare o comunque che non conoscono i vari sifoni, le varie problematiche, e questo porta purtroppo alla perdita della vita.